Il presidente Mattarella a Venezia per le celebrazioni del 4 novembre, San Marco in festa per il passaggio delle frecce tricolori e l'atterraggio dei paracadutisti, ma su tutto rimane la preoccupazione per i conflitti in Ucraina e Libano. Operazione strade sicure, l'anno prossimo il governo cercherà di aumentare la forza di polizia sul territorio, non i soldati, così il ministro della difesa Crosetto oggi a Venezia. I carabinieri cercano la 17enne straniera che la notte di Halloween sarebbe stata violentata in un bar della zona di Rialto, testimone una 20enne veneziana che avrebbe raccolto il pianto disperato della vittima. Premiati in comune a Mestre i titolari del Piper di Zelarino che hanno sventato una spaccata nel loro locale e aiutato le forze dell'ordine ad arrestare uno dei ladri. Aveva preso di mira i negozi del centro mestrino e alla fine sono stati proprio gli esercenti a individuare un tossicodipendente moldavo, al secondo arresto in appena 5 giorni. La sanità piange la scomparsa di Giampaolo Pinato, padre della terapia antalgica mestrina, mancato all'età di 82 anni. Incredibile successo della Reyer che spugna il palabarbuto di Napoli a pochi secondi dalla fine del match. Venezia beffato a Milano, raggiunge l'Inter all'ultimo minuto ma il VAR annulla la rete. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. Questi dunque i titoli, però subito come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, rilanciamo il sondaggio che avete già visto nella prima edizione di oggi e anche nel telegiornale del Veneto di poco fa, ed è un sondaggio che riguarda quelle che molti analisti definiscono le elezioni americane più importanti della storia degli Stati Uniti. Siamo alla vigilia del voto americano tra Kamala Harris e Donald Trump e dunque è una vigilia ad alta tensione perché Trump ha parlato anche di guerra, di una vera e propria guerra commerciale all'Europa con la minaccia di alzare i dazi una volta per le importazioni una volta che sarà eletto, ma ci sono anche tensioni e in alcuni stati già si parla di aree blindate per evitare rivolte contro quello che poi sarà il risultato. Insomma, è una vigilia di alta tensione. Noi vi chiediamo, anche perché il risultato delle elezioni americane ha dei riflessi evidentemente importanti a livello politico, internazionale e anche a livello economico. Chi vincerà? Chi sarà presidente tra Donald Trump e Kamala Harris? E dunque le opzioni che vedete 0422 162 6691 se per voi vincerà Kamala Harris, o 0422 162 6690 se per voi invece vincerà Donald Trump. Insomma, la domanda è anche chi dovrebbe vincere o, egoisticamente parlando, chi ci convenga che vinca, se parliamo di Europa o di Italia. E allora queste sono le opzioni. Come sempre il voto, il sondaggio, diciamo, la vostra preferenza è gratuita, la chiamata è gratuita e il risultato, l'esito questa sera a Ring sarà uno dei temi di cui parleremo questa sera a Ring. E a proposito di elezioni americane, fra poco lo vedremo, il ministro Crosetto presente insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella alle celebrazioni del 4 novembre in piazza San Marco a Venezia. Tra le tante cose che ha detto Crosetto e che sentiremo, ha anche parlato del voto americano. Ha detto: vedo che c'è molta incertezza, gli americani però hanno uno Stato molto forte e sono convinto che qualunque presidente vinca la situazione internazionale e le alleanze non cambieranno. Così Crosetto, protagonista insieme a Mattarella della grande giornata di oggi che abbiamo raccontato anche in diretta nella nostra prima edizione. Partiamo allora con Mattarella e Crosetto a Venezia. In una Venezia baciata dal sole, 21 colpi di cannone sparati dalla nave della Marina Militare hanno accolto questa mattina l'arrivo in piazza San Marco, 2 minuti dopo mezzogiorno, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la giornata dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate. Mattarella ha salutato con cordialità e simpatia i bambini delle cuore veneziane che hanno avuto in dono bandierine tricolori e cappelline. Poi ha presenziato dal palco senza parlare, come era previsto dal cerimoniale. Ad accompagnarlo il ministro della difesa Guido Crosetto e il capo di Stato Maggiore generale Luciano Portorano. A margine, il ministro Crosetto si è soffermato anche sui temi della politica nazionale e internazionale, assicurando che qualsiasi sia l'esito delle elezioni americane non cambieranno i rapporti di alleanza con l'Italia e i carabinieri saranno inviati in Palestina solo se vi saranno condizioni di sicurezza necessarie. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo enorme, nel senso che abbiamo aumentato di oltre 800 persone i militari a disposizione di strade e stazioni sicure.
Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate o la maggior parte delle forze armate riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate. Per Crosetto sulle strade servono più poliziotti e meno membri dell'esercito. 4.000 persone tutte in piedi in piazza San Marco, lungo le transenne, hanno assistito alla cerimonia. Sul palco il governatore Zaia, il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia. Così il ministro Crosetto ai nostri microfoni. Venezia come ha risposto oggi? Una grande giornata. Venezia ha risposto come solo Venezia può rispondere, offrendo un posto straordinario, una giornata incredibile e una popolazione che vuole bene all'Italia, vuole bene alle Forze Armate, vuole bene alla Repubblica. Quindi quali sono le sfide che abbiamo davanti adesso come Paese? abbiamo un mondo e delle ferite che la guerra ha portato sia all'interno dell'Europa sia in paesi vicino a noi, e affrontarli è una sfida che le Forze Armate fanno ogni giorno, che il Paese cerca di fare ogni giorno. L'abbiamo ricordato oggi, il nostro compito è di creare le condizioni di pace e sicurezza. Una cosa che chiedo, da Venezia un messaggio di pace molto forte. Certo, nessuno più delle persone che hanno perso degli amici, hanno perso un arto, hanno perso un pezzo della loro vita, sanno quanto sia importante il valore della pace. Passaggio delle frecce tricolori, il momento forse più emozionante in piazza San Marco, una festa anche per i giovanissimi alunni delle scuole elementari veneziane, ma resta comunque la preoccupazione, come si è detto, per i conflitti che si consumano alle porte dell'Europa. Il triplice passaggio delle frecce tricolori su piazza San Marco e a seguire le note dell'inno di Mameli suggella il termine delle celebrazioni del 4 novembre a Venezia. Poco prima 7 paracadutisti erano atterrati con precisione millimetrica di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati i 2 aspetti più coreografici di una ricorrenza dal contenuto estremamente ampio. Ha un significato particolare per lei il 4 novembre? Sì, beh, certo, è importante. Nel senso, soprattutto su me, perché anche magari al giorno d'oggi si dà, c'è sempre meno importanza data magari alle forze armate in generale, magari anche alle istituzioni, c'è un po' una crisi in questo senso, per cui insomma avere questo tipo di cerimonie è importante. Tra il migliaio di persone che assistono alla cerimonia in una piazza San Marco letteralmente blindata c'è anche chi arriva dall'estero. Con le guerre sempre più vicine all'Europa, dice questo giovane olandese, oggi è importante un'iniziativa che commemora anche il primo conflitto mondiale, perché ci ricorda a cosa possono portare violenza e nazionalismi. C'è poi l'entusiasmo dei bambini delle scuole elementari veneziane, in questo caso della Giacinto Gallina, accompagnati dalla maestra Giovanna Zennaro. Siamo stati avvisati dalla scuola che c'era questa opportunità e noi siamo venuti subito, non tanto per metterci in mostra, perché non è questo lo scopo, ma lo scopo principale è quello di credere nelle istituzioni e nella forza della Repubblica e quindi di abituare soprattutto i bambini a queste cose. Domani torneremo in classe felicissimi di aver visto il Presidente della Repubblica e racconteremo tante cose belle alle nostre famiglie. E anche potremmo, se vorremmo, anche disegnare, scrivere un testo che riguarda questa giornata. Una giornata in cui comunque il pensiero torna costantemente ai conflitti che si consumano a poca distanza dai nostri confini. Essere qui oggi ha un significato molto importante, perché vuol dire no alla guerra e sì alla pace, ricordare i caduti di tutte le guerre e chi ha dato la vita per garantirci di vivere in una società libera, democratica e pacifica. Guardando i conflitti del presente che magari ci possono essere nel futuro, li potremo affrontare solamente con una giusta determinazione, uno sguardo a quello che abbiamo passato. Adesso la cronaca, continuano le indagini dei carabinieri sul giallo dello stupro avvenuto la notte di Halloween a Venezia nei confronti di una turista 17enne. I carabinieri stanno cercando la 17enne straniera che la notte di Halloween sarebbe stata violentata in un bar nella zona di Rialto a Venezia. A raccontare il fatto una 20enne veneziana che avrebbe raccolto il pianto disperato della vittima, ma soprattutto il suo racconto, motivo per cui poi la soccorritrice si è recata dai carabinieri a raccontare quanto era accaduto e ora sono alla ricerca della giovane che sarebbe stata aggredita.
La ventenne veneziana che l'ha soccorsa ha riferito che la ragazzina è arrivata in laguna scortata dalla cugina, più grande di lei di qualche anno, e quando quella notte le si è avvicinata, sembrerebbe anche alterata dall'alcol, aveva le ginocchia sanguinanti, il viso rigato dalle lacrime e tra i singhiozzi spiegava di essere stata stuprata da un ragazzo più grande, conosciuto in un bar di Campobella Vienna, che le aveva detto di essere un militare in città per le celebrazioni del 4 novembre. I due avrebbero trascorso qualche momento insieme, forse bevendo un po' troppo, ha raccontato ancora la ventenne veneziana. E quando la 17enne a un certo punto è andata in bagno, lui l'avrebbe seguita e dietro la porta della toilette aggredita. A nulla sarebbero serviti i rifiuti della ragazza, lui le avrebbe strappato gli slip e dopo averla violentata lasciata lì. Dalle domande che la soccorritrice veneziana ha rivolto poi ai ragazzi presenti dopo aver ascoltato la 17enne, sarebbe emersa anche una chat in cui qualcuno si vantava della violenza. Elementi su cui i carabinieri stanno cercando di far luce, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Premiati in comune a Mestre i titolari del Piper di Zelarino che, lo ricorderete, avevano sventato una spaccata nel loro locale e aiutato le forze dell'ordine ad arrestare uno dei ladri. Ma intanto a Cafarsetti si pensa già alla prossima ordinanza anti-movida. Venerdì incontreremo il comandante della Polizia Municipale per fare il resoconto della situazione, di come ha funzionato l'ordinanza sindacale chiamata anti-movida. L'assessore al commercio a Venezia, Sebastiano Costalonga, ha provato a regolare quel flusso enorme che attraversa la sera e la notte le centinaia di locali sparsi in tutta la città con quell'ordinanza antimovida valida per 4 mesi, la cui inevitabile scadenza pochi giorni fa pesa ancora di più alla luce di un fenomeno ampio come la vita notturna a Venezia e rappresenta quindi un'esperienza da sviluppare e replicare. Ricordo che questa è un'ordinanza che è la prima in Italia e la prima volta che riescono a sedersi a un tavolo sia da parte dei commercianti, degli esercenti, che da parte dei cittadini, dei comitati che nascono per il diritto al riposo. Assieme all'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, Costalonga ha premiato i titolari dell'enoteca Piper di Zelarino, vittime di un tentativo di spaccata e i protagonisti nell'arresto di uno dei ladri. È stata un'occasione anche per presentare e ricordare che l'amministrazione comunale ha emesso un fondo di 100.000 euro a sostegno come contributo chi subisce delle spaccate o atti vandalici, che può ricevere fino al 50% per un massimo di 2.000 euro. Il riconoscimento consegnato a Mestre si inquadra, se vogliamo, in una visione più ampia di tutela non solo delle attività commerciali o dei pubblici esercizi, ma anche di riconoscimento del servizio sociale che possono svolgere. Se le attività sono presenti, sono vive, c'è legalità e quindi è un beneficio che va a tutti. Arrestato, liberato e fermato nuovamente un 30enne di origine moldava. È stato preso 2 volte in 5 giorni, l'ultima grazie a un gruppo di commercianti. Aveva preso di mira i negozi del centro mestrino e alla fine sono stati proprio gli esercenti a individuarlo, inseguirlo e indicarlo alle forze dell'ordine, che poi l'hanno bloccato e arrestato domenica all'alba. Il ladro, un 30enne tossicodipendente di origini moldave, dopo il colpo di venerdì notte in cui ha tentato di sfondare la porta a vetri del bar Galleria, è atteso nuovamente in tribunale. L'ultimo colpo, infatti, fa parte di una lunga serie messi in atto da lui, tanto che in 5 giorni è stato preso ben 2 volte. Il martedì precedente era stato sorpreso dal gestore di un locale mentre cercava di entrare, ma le volanti, avvisate dall'esercente, l'avevano inseguito e bloccato poco lontano. Il giudice poi l'aveva liberato in attesa di riconvocarlo a giudizio, ma 3 giorni dopo ha tentato un altro colpo fino all'ultimo in cui è stato preso. Il giallo della morte di Alex Marangon. Oggi si è svolto l'accertamento tecnico sulle tracce trovate nell'auto del giovane 26enne di Marcon, morto durante il rito sciamanico a Vidor. Le tracce trovate vicino al freno a mano e sulla tappezzeria del sedile anteriore lato passeggero potrebbero non essere sangue. Sarebbe questo il risultato del primo test, quello del reagente, sulle macchie trovate nell'auto di Alex Marangon. È stato effettuato infatti in queste ore l'accertamento irripetibile su richiesta della Procura di Treviso. Ovviamente bisognerà attendere la relazione dei periti, che verrà consegnata in procura non prima di una settimana. Ed è ancora avvolta nel mistero la morte di Alex, il 26enne barista veneziano,
umano, trovato nelle acque del Piave a Ciano del Montello dopo aver partecipato ad un rito sciamanico a Vidor. L'auto del 26enne era stata sequestrata dai carabinieri poco dopo il rinvenimento del corpo, che presentava evidenti traumi e lesioni, soprattutto alla testa. Un esame post mortem che infatti ha costretto la Procura di Treviso ad aprire un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Tante le domande che ancora attendono una risposta. I genitori di Alex vogliono sapere la verità su una morte tanto violenta e improvvisa. La circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Trieste è stata sospesa poco prima delle 11 alle 14:30 di questa mattina per l'investimento di un uomo in comune di Quarto d'Altino. Sul posto è intervenuta la Polfer di Portogruaro. Non si esclude l'ipotesi del gesto volontario. La chiusura della tratta ha provocato forti ritardi. La circolazione è gradualmente tornata alla normalità nel corso del pomeriggio. Sanità in lutto perché c'è il cordoglio per la morte di Giampaolo Pinato, il padre della terapia antalgica che ha diretto l'unità complessa dell'ospedale di Mestre. Il ricordo di chi lo ha conosciuto. La medicina piange la scomparsa del dottor Giampaolo Pinato, padre della terapia antalgica mestrina e direttore dell'unità complessa di terapia antalgica nell'ospedale All'Angelo, mancato nella notte del 1° novembre all'età di 82 anni. Ha sempre trattato i pazienti con dolore, quando ancora non si sapeva niente sul dolore, non si sapeva come gestirlo, veniva un po' snobbato. A rendergli omaggio un suo discepolo, già direttore dell'unità operativa complessa di medicina e terapia del dolore al Cafoncello di Treviso. Si è sempre occupato del dolore in tutti gli aspetti, sia oncologico che non oncologico, iniziando un po' per primo ad aprire la strada a quello che era il trattamento del dolore, sia in ambito di malattia oncologica, sia in ambito di trattamenti di pazienti con dolore cronico non di tipo oncologico. Insieme ad altri hanno fondato l'Officina Algologica Triveneta. Raccoglie un po' tutti quei medici che si occupano di dolore per, nella regione Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e quelli del Veneto. Nell'ambito della provincia di Venezia è stato il primo a mettere in piedi questa struttura e quindi a dare una risposta a pazienti che avevano dolore che poteva abbracciare ambiti molto diversi, dal mal di testa al mal di schiena, alle patologie post intervento chirurgico. La terapia antalgica è importante anche alla luce dei numeri del rapporto Censis 2023 sul dolore in Italia. Circa il 26% della popolazione italiana soffre di dolore, quindi un numero enorme, circa 10 milioni di persone che hanno dolore e che comunque non vengono trattate come per esempio succede per altre discipline, per esempio la cardiologia, la gastroenterologia, la pneumologia. Quindi Pinato è stato un po' un antesignano di queste attività. I funerali di Pinato si svolgeranno mercoledì 5 novembre alle 11 nella chiesa di San Lorenzo Giustiniani a Mestre. È stato un weekend a due facce per lo sport veneziano. Da una parte la delusione per quell'1-0 a San Siro da parte del Venezia, quel pareggio di Sverko per gli arancio-nero-verdi che è stato annullato dal VAR per un fallo di mano dello stesso giocatore croato, invece poi nel basket la vittoria all'ultimo secondo del Reyer su Napoli. Qualche volta in sport ci vuole anche fortuna e questo è una sconfitta di sfortuna, come si dice? Sfortuna. Coach Spacchia non fa giri di parole al termine della partita al Palabarbuto, in cui l'Umana Reyer ha portato a casa una vittoria contro Napoli con il risultato di 81-80, recuperando ben 8 punti di svantaggio nei 41 secondi finali. Complimentandosi con la squadra avversaria, il coach Oro-Granata ha espresso soddisfazione e la speranza di riavere presto in campo gli infortunati. Noi andiamo a casa, per noi con 2 punti importanti, andiamo a crescere perché hanno tornato i giocatori, aspettiamo di più che tornano perché abbiamo cominciato questa stagione in una maniera che è molto difficile di spiegare. Per questo e quella vittoria anche vale di più. Per Napoli adesso è un risultato male, però con questo roster e questo
leadership e coaching io non ho paura e sono sicuro che trova una giusta strada. Io vi lascio al meteo e poi c'è il TG di Treviso, arrivederci.